Eccoci insieme, ben ritornati cari telespettatori. Ulteriore appuntamento questa settimana con l'USL 15 e lo facciamo perché c'è un progetto molto importante che riguarda la salute in generale, quindi non parleremo di un problema, di una singola patologia o di una specialità specifica, lo abbiamo fatto martedì scorso come sempre, ma questa volta giovedì la dedichiamo a parlare di una progettualità della salute e dell'ambiente, quindi strettamente correlati. Si tratta di una ricerca che è stata condotta, scopriremo come e in che termini, che è stata applicata sul territorio, un progetto molto interessante che riguarda diversi comuni, la popolazione di una realtà molto significativa e che va a comprendere come una contaminazione, semplicizzando al massimo, dovuta a acque meteoriche che poi va a finire nei bacini scolanti, nelle acque anche della laguna, ma non solo nei corsi d'acqua, può andare ad intaccare la salute delle persone, ma ci sono tanti parametri in questo ambito da prendere in considerazione, come si può intervenire per tempo, come si può prevenire questo, come si può agire anche sullo stato di salute dell'ambiente per evitare poi ripercussioni sulla salute della popolazione. Tutto ciò è possibile, si tratta di un sistema altamente informatizzato e tecnologico che però ha degli risvolti umani di altrettanta importanza e salutistici naturalmente. Protagonista di questo non è un esperimento perché ormai si sta attuando concretamente, è l'USL 15, vi presento i nostri ospiti che ci spiegheranno in modo molto semplice e chiaro, passo dopo passo, di che cosa si tratta, in modo che tutti quanti voi possiate essere informati. Sandro Artusi, ben ritornato qui con noi, che è il direttore sanitario dell'USL 15, ci parlerà appunto di questo GIS, perché si chiama GIS, un sistema integrato per conoscere la salute della popolazione e dell'ambiente. Poi abbiamo Idelfo Borco, esperto informatico USL 15, grazie anche a lei di essere qui con noi, e poi naturalmente Mauro Busolin, che è coordinatore dei tecnici della prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica, questo è un altro aspetto estremamente interessante che affronteremo insieme, e Armando Olivieri, medico epidemiologo, più medico del lavoro anche, perché sì, lei ha anche questo ruolo molto importante, e vedremo in che modo si vanno a integrare queste funzioni. Direttore, vediamo di spiegare insieme quando nasce, come nasce questa idea e che cos'è. E che cos'è? In un modo molto spiegarlo semplice. in termini abbastanza semplici. È un progetto che riguarda la governance del territorio, che si avvale del GIS, che è un sistema informatico. Il GIS è un acronimo che sta per Geographic Information System, o che sotto altra sigla va sotto il nome di SIT, Servizio Informativo Territoriale, e che attraverso le informazioni integrate sanitarie e territoriali consentono appunto una governance migliore del territorio. Governance sarebbe? Il governo della salute e del territorio, della salute delle persone, della salute ambientale, e il governo delle fonti potenziali di inquinamento e di rischio per la salute della popolazione. È un progetto che è nato in maniera un po' casuale, è partito nel 2007, è stato finanziato e autorizzato dalla Regione, che ne ha visto proprio l'aspetto interessantissimo, e diciamo che è nato da un fatto occasionale, anche perché comunque è successo, come succede nella storia, che le scoperte o le idee più brillanti escono da fatti occasionali. Ecco, in questo caso è successo che ci fosse stato un inquinamento della falda freatica in un comune vicino con termine all'area di pertinenza dell'URSS 15. Quindi un inquinamento dovuto a un'azienda che aveva fatto degli sversamenti, che aveva inquinato la falda freatica con il cromo. Da qui l'intervento della magistratura, per farla abbastanza breve, la quale chiedeva al Servizio Igiene Pubblica dell'URSS informazioni a proposito del danno che aveva provocato questo inquinamento a livello della popolazione servita da quest'acqua, anche perché nelle nostre zone agricole non è che arrivi dappertutto l'acquedotto, ma tanti utilizzano i pozzi d'acqua e i pozzi artesiani per scopi di potabilità, usi domestici, e dopo anche a distanza. Imbarazzo del servizio, gli operatori si sono guardati, non avevano a disposizione le notizie e le informazioni dovute, hanno raffazzonato in qualche modo una risposta all'autorità giudiziaria che premeva per avere queste informazioni, ed è finita là. Poi alcuni nostri operatori, in particolare qui presente il dottor Mauro Busolin, è venuta questa idea
sapendo ed essendo a conoscenza di questo strumento informativo che a livello settoriale tanti enti pubblici avevano a disposizione, per esempio i comuni per l'anagrafe e per i numeri civici, non so, la Regione per quanto riguarda il settore veterinario e per gli insegnamenti zootecnici, l'ETRA per la gestione integrato dell'acqua, eccetera. Ecco, si è pensato, perché non integrare tutte le informazioni che settorialmente i vari enti avevano, no? E mettere insieme e avere un quadro abbastanza dettagliato del territorio da governare. Ecco, il governance a cui facevo riferimento prima. E di qui è nata l'idea, la proposta alla Regione di appunto confezionare questo progetto sperimentale che all'inizio era finalizzato alla salvaguardia della Laguna di Venezia, tanto è vero che il progetto si chiama anche Progetto Laguna, un po' diciamo un termine che mal si concilia con il fatto che è nato nell'entroterra padovano, però poi tutte le acque fluiscono, siccome tutte le vediamo acque anche la cartina di falda e acque di esplicativa. superficie vanno e convergono verso la laguna, ecco il perché del finanziamento regionale, dell'autorizzazione regionale per mandare avanti questo progetto, perché era in funzione della salvaguardia delle acque della laguna veneta. Tanto è vero che i comuni interessati del territorio della gronda lagunare sono tutti i comuni della nostra URSS di competenza, ma anche altri comuni della provincia di Treviso e alcuni altri comuni della provincia di Venezia. Quindi eravamo coinvolti in 3 province. Perfetto, stiamo parlando di comuni, dopo torniamo naturalmente anche se un progetto che nasce anche da uno studio ben preciso, perché deve essere l'anagrafe dei comuni, insomma c'è un lavoro dietro. Che cosa avete fatto? Sì, ma in effetti diciamo che il progetto, più che inventare o trovare qualcosa di nuovo, il grosso lavoro è stato quello di prendere i dati già esistenti da ciascuno e assemblare. Effettivamente questa è la forza del progetto, diciamo. E soprattutto gli enti coinvolti erano numerosi, perché partiamo dai dati a disposizione di ETRA, che ha fornito la cartografia tecnica regionale, i dati disponibili di ARPAV su tutto il territorio, sull'aria e sull'acqua, e i dati ovviamente nostri riguardanti la salute dei cittadini, e dovevano in qualche modo essere posizionati nel territorio. Il problema è che chi ha questa informazione? Questa informazione ce l'hanno i 28 comuni dell'area dell'Alta Padovana, e lì è stata la complessità anche del sistema, perché mettere insieme tutti questi enti è stato forse la parte più consistente del lavoro, diciamo. Non tanto un problema tecnico quanto un problema anche istituzionale o comunque di mantenimento di rapporti, anche perché diamo per scontato che 2 erano le informazioni fondamentali che servivano nel progetto: l'anagrafica della persona per poter poi relazionarla con i dati che avevamo noi, ma anche la disposizione della persona nel territorio stesso. Questa informazione non sempre è gestita in maniera informatica dai comuni, e questo è stato il primo scoglio e forse il primo anche aiuto che abbiamo dato ai comuni, perché per coordinare tutti questi dati. Sì, perché soprattutto un comune grande, diciamo, aveva la struttura informatica, informativa per gestire questi 2 dati. Cioè, io la interrompo solo un attimo così spieghiamo bene a chi ci ascolta. Praticamente una persona che risiede nel comune di Vigonza, facciamo l'esempio, che ha un certo stato di salute, che quindi ha un suo, diciamo, background salutistico di un certo genere e che afferisce a quelle strutture, quindi proprio in quel comune, quindi è lì residente, avrà delle conseguenze qualora ci siano dei problemi in falda dovuti a sversamenti di vario genere, inquinamenti eccetera, che riguardano proprio quella persona in quel luogo ben preciso, in quel comune eccetera. Quindi questo è importante, monitorare la salute dell'ambiente in relazione a quelle persone, ad esempio di una persona, a tutte quelle persone che convergono. Quindi bisogna avere tutti i dati relativi alle informazioni sanitarie della persona, stato attuale di salute e precedenti eventuali patologie, per capire se era già malato oppure no. E poi sapere anche la situazione nel comune, i dati di residenza e dove è posizionata proprio nella cartina geografica. L'abitazione dove risiede fisicamente, quindi ma anche dove lavora? Diciamo che dal punto di vista epidemiologico, poi il collega Maria affronterà meglio la questione, diciamo quando si fa uno studio epidemiologico bisogna tener conto anche effettivamente non solamente del luogo di residenza, ma anche del luogo dove si lavora o si staziona abitualmente, che sono 2 informazioni completamente diverse. Diciamo che poi lo strumento di georeferenziazione
e come vedremo è utilizzato principalmente per fini epidemiologici, ma poi può essere utilizzato anche per altre informazioni, come vedrà poi separare il collega, anche dal punto di vista anche delle emergenze oppure di altre situazioni che si l'ho interrotta proprio per semplicizzare al massimo, perché per gli addetti ai lavori è sempre molto chiaro e semplice, per chi invece l'ascolta la prima volta effettivamente ci sono degli step da comprendere. Ecco, giusto anche per, concludo un attimo l'intervento, giusto anche per dare, diciamo, il merito anche a chi ha lavorato in questo progetto, che non siamo solamente noi, ma sono poi tutti i 28 comuni che hanno collaborato. 28 comuni, quindi 28 comuni dell'Alta Padovana, perché, come avevo accennato, non tutti i comuni sono partiti da situazioni uniformi. C'era il comune che aveva già un sistema informativo, c'era un comune piccolo che magari anche istituire un sistema informativo, diciamo un sistema informativo territoriale, aveva un costo che per il suo piccolo bilancio aveva un determinato problema. Il progetto che cosa ha fatto? Ha previsto un finanziamento forfettario per tutti i comuni, in modo tale da livellare tutti i comuni allo stesso proprio livello informativo, che per noi era essenziale, perché il rischio qual era? Quello di avere la maggior parte di comuni, ma ce ne mancava magari il piccolo comune e quindi avere dei dati frammentati. L'importante era avere proprio la qualità del dato riferita a tutta la zona dell'Alta Padovana, e questo, diciamo, è stato fatto anche un grosso sforzo da parte soprattutto di piccoli comuni nel dotarsi di strumenti, e poi anche, come vedremo, la qualità del dato dipende anche dalla periodicità con cui si aggiornano le informazioni. Avere un dato e non averlo aggiornato spesso è controproduttivo. Per cui anche i comuni hanno dovuto un po' anche cercare anche di riorganizzarsi, diciamo, per fornire questa qualità del dato. Faccio l'esempio. Siamo abituati che quando andiamo al comune anagrafica ci censiscono subito. Il problema è che per noi dobbiamo anche censirlo nel territorio. Informazione che generalmente è gestita dagli uffici tecnici, che spesso non collaborano tra loro. L'importanza era appunto anche questo dialogo interno allo stesso comune per cercare appunto di raggiungere quella qualità del dato necessaria ai fini del progetto. Perfetto. Direttore, torno un attimo a lei. 28 comuni coinvolti, ma come mai parte questa iniziativa, visto che poi tra l'altro giustamente lei ha detto progetto Laguna, proprio dall'US 15? Qual è stato quell'elemento che vi ha fatto abbracciare il progetto, avviarlo e dar vita a qualcosa di più importante? La nascita del progetto è partita da quell'incidente a cui accennavo prima. Sì. Perché allora il servizio è stato imbarazzato nel rispondere ai quesiti circostanziati che chiedeva la magistratura. Allora non avevamo gli strumenti, non avevamo le informazioni, i dati sufficienti per dare una risposta quindi è un po' stato quello il motivo che è un po' stato quello il motivo per cui è venuta questa idea di utilizzare questi strumenti informatici che settorialmente i vari partner che poi dopo sono stati coinvolti nel progetto avevano per la funzione specifica loro. Ecco, è l'integrazione, un po' come diceva il dottor Borgo, l'integrazione delle informazioni che è stato il valore aggiunto dell'idea progettuale che sia stata autorizzata e finanziata dalla Regione. Ma vedo un interessamento, potrebbe vedere un interessamento di altre aziende sanitarie, dell'università, a livello anche nazionale, perché mi sembra un progetto estremamente importante. È un progetto che è nato come progetto Laguna, cosiddetto Laguna, però è un progetto che può essere replicato benissimo nelle altre ULSS a livello del territorio regionale e addirittura avere un'applicazione a livello del territorio nazionale, tanto è vero che l'Università, l'Istituto di Igiene Pubblica dell'Università di Padova si è dimostrato interessata e credo che sia suggestiva l'idea di una collaborazione stretta, tanto è vero che nei prossimi giorni avremo un incontro con il professor Baldo, il quale è stato relatore in un recente convegno fatto sull'argomento il 27 di settembre, il quale è stato entusiasta del lavoro fatto e si è dimostrato interessato, per cui i prossimi giorni credo che saranno importanti per un tipo di collaborazione che poi è stata sollecitata addirittura dalla Protezione Civile. Ecco, un po' il perché lo dirà magari. Esatto, infatti adesso andiamo anche sul concreto. Sì. Pochi secondi di pubblicità e poi torniamo insieme. Allora, visto questo progetto interessantissimo, passiamo a Mauro Busolini. A questo punto, situazione di emergenza che si viene a verificare, abbiamo visto l'intervento anche importantissimo, protezione civile regionale, perché si tratta di problemi che poi riguardano la salute dei cittadini, l'ambiente e ripercussioni anche su beni materiali. Andiamo ad analizzare questo, come si struttura tecnicamente. Diciamo che una volta progettato
il progetto appunto di cui stiamo parlando, ci siamo accorti che questo ci può offrire anche tante altre opportunità, diciamo, collaterali. E una delle tante opportunità che abbiamo visto nel progetto è appunto quella di gestire il territorio per affrontare un'eventuale emergenza di tipo sanitario che si potesse verificare. Ormai è ovvio, noi non possiamo più, come succedeva nel passato, subire un'emergenza sanitaria, noi dobbiamo essere pronti a gestire l'emergenza sanitaria. È ovvio che possibilmente poi prevederla nei limiti del possibile. Prevederla sì, nei limiti del possibile, però quando succede noi dobbiamo essere in grado di gestire l'emergenza sanitaria. E proprio per questo abbiamo tentato di capire se con questo strumento era possibile in qualche modo gestire le emergenze sanitarie. Ci siamo concentrati sostanzialmente su alcuni aspetti emergenziali. Il primo innanzitutto è quello della tutela dell'acqua di falda, che è l'acqua, l'alimento principe che va a alimentare tutte le persone del nostro territorio, e nel nostro territorio l'acqua di falda è un bene molto importante perché abbiamo l'acquifero più importante d'Europa, quindi l'acqua del nostro territorio serve a un bacino di utenza che siamo attorno ai 600-700 mila persone, quindi è una cosa abbastanza importante. Quindi è importante tutelare la falda dell'acqua, proprio perché tutelando la falda tuteliamo la salute dei cittadini. Siamo partiti dall'emergenza del cromo e ci siamo accorti che non eravamo in grado di gestire appunto queste emergenze, e allora abbiamo pensato con ARPAV, che è il nostro consulente tecnico, diciamo, dell'USL, di come affrontare questo tipo di emergenze, e siamo riusciti a creare una serie di modellistiche, si chiamano modelli di simulazione, che sono molto veritieri rispetto a quello che è la realtà e quello che potrebbe succedere. Praticamente ci dicono, se succede un inquinamento, quale sarà l'ambito di espansione dell'inquinamento e anche i tempi in cui l'inquinamento progredirà nel territorio. Qui stiamo facendo vedere appunto sto video dove c'è una simulazione, questa è una simulazione reale di quello che è successo e che succederà in una zona del nostro territorio dove c'è stato appunto l'inquinamento da cromo. Questo, quel che vediamo, è una simulazione di quello che sarà l'espansione dell'inquinamento da qui ai prossimi 20-25 anni. Perché è importante avere queste indicazioni? È chiarissimo, perché è importante per la salute delle popolazioni. Per la salute delle popolazioni, per capire qual è la popolazione esposta all'inquinamento in questo momento, ma possiamo anche capire quale sarà l'esposizione della cittadinanza tra un anno, tra 2 anni, tra 3 anni. Non tutto il territorio è servito dall'acqua dell'acquedotto. Tanti cittadini utilizzano ancora i pozzi privati, pertanto è importante conoscere l'espansione dell'inquinamento. Tra un anno l'inquinamento arriverà nel comune X e noi siamo in grado di dire al sindaco: sindaco, guarda che non hai tutti i cittadini serviti dall'acquedotto, devi attuare tutte quelle azioni per metterli in sicurezza. Tra un anno questi qua saranno esposti all'inquinamento. Questo è uno, per esempio, degli aspetti interessanti di questo progetto, che ci dà delle simulazioni veritiere. Abbiamo poi anche proposto e realizzato altre simulazioni che riguardano gli inquinamenti dei corsi d'acqua superficiali, e anche in questo caso qua noi siamo in grado di capire se c'è uno sversamento in un determinato punto di un canale, quale strada farà questo inquinante lungo il corso d'acqua, quali territori coinvolgerà, quale sarà la sua diluizione nel tempo e anche il tempo che ci impiegherà a percorrere un determinato percorso del canale. Perché è importante? Perché noi, se sappiamo qual è il percorso dell'inquinante e la gravità dell'inquinante, siamo in grado di capire se all'intorno, nelle zone del corso d'acqua, ci sono dei punti critici, per esempio delle culture che vengono utilizzate a consumo come alimento umano, e se queste vengono per esempio irrorate con quest'acqua. Quindi siamo in grado di gestire questo tipo di emergenza. Un altro tipo di emergenza che noi stiamo gestendo e abbiamo intenzione di gestire è anche per esempio quella relativa agli inquinamenti atmosferici. Che è un altro tipo di inquinamento gravissimo. È un altro tipo di inquinamento molto importante e molto pericoloso quando capita, si realizza. In questo momento noi come USL stiamo mappando tutti gli insediamenti ad alto rischio di incendio, ma non solo ad alto rischio di incendio, ma anche che questo incendio poi provochi delle sostanze nocive che sono di interesse per la salute della popolazione. Per ogni insediamento saremo in grado di proporre un modello di simulazione della ricaduta delle polveri.
Questo è importantissimo perché prima che le polveri arrivino, buona parte delle polveri arrivano nell'area dove è sita la popolazione, noi siamo in grado di mettere in atto tutte quelle azioni per esempio evacuare la popolazione, e quindi sinergia molto stretta tra protezione civile, tra comune, tra ASL, e questo ci permette di gestire appunto il territorio. Questo è importantissimo. Volevo andare però anche, adesso passo subito la parola a lei, dottor Olivieri, che lei è medico epidemiologo. Al contrario, e se voi monitorate la popolazione, lo stato di salute della popolazione, e magari vi rendete conto che c'è uno stato di incidenza oncologica particolare in una certa ubicazione ben precisa, in una certa fascia di popolazione che ha certe caratteristiche, da questo non si può estrapolare con procedimento contrario che magari c'è stato un inquinamento ambientale non identificato in tempi passati? Sì, è così. Questa è una delle possibilità di applicazione che uno strumento come il GIS ci dà, che è uno strumento molto potente che ci permette di approfondire il nostro studio della salute della popolazione, cosa che già facciamo da anni in ASL, studiare la salute, il profilo di salute della popolazione. Questo è uno strumento che ci dà molte potenzialità in più. Uno è questo che diceva lei, e se io riesco a identificare, come dicevamo prima, le persone specificatamente sul territorio da un punto di vista del punto geografico dove si trovano, e di queste conosco, non so, che hanno una malattia, che sono morte per una certa causa, il tipo o l'incidenza tumore come suggeriva lei poc'anzi, eccetera, io riesco a vederle disegnate sul territorio, proprio da un punto di vista geografico, e posso avere dei suggerimenti, delle capacità di ragionamento che prima non riuscivo a avere. Per esempio potrebbe essere che vedo che sono molto più concentrati in un'area rispetto a un'altra area, allora già questo mi deve far sorgere un dubbio. Prima non avrei potuto avere questo ragionamento. Perché sono più concentrati in quell'area? È perché, come dire, a caso vivono lì, o perché c'è un qualcosa che ha provocato che siano più concentrati in quell'area? Allora la fase successiva è lo studio epidemiologico, ma che nasce da questo spunto fortissimo, che mi dice: andiamo a capire se il fatto che siano più concentrati in questa zona questo tipo di patologia, di cause di morte, vediamo un attimo, è dovuto a un qualcos'altro che c'è geograficamente quel contesto. Potrebbe essere uno spandimento di inquinamento, potrebbe essere un inquinamento della catena alimentare attraverso le acque potabili, potrebbe essere molte cose, il fatto è che abbiamo la possibilità di cominciare a ragionare su questo e provare a dare una spiegazione, cosa che prima non era così semplice. Ecco, non è che sia semplice neanche adesso, ma almeno abbiamo uno stimolo forte per un punto di partenza per lavorarci, per studiare. Certo, invece al contrario come avviene la diagnostica di questo problema dell'incidenza, con che tempistica e quindi come si può intervenire concretamente? Abbiamo visto proprio l'espandersi dell'inquinamento e poi vediamo come agisce sulla popolazione. Quindi giustamente uno dice: ma in quanto tempo ve ne accorgete? Come avviene? Perché a volte dei problemi sulla salute delle persone non sono immediati, lo sa benissimo, abbiamo visto l'amianto, è un esempio eclatante. Eclatante, sì. Allora, il problema è un po' complesso perché c'è una risposta, non vorrei complicare, una risposta un po' differente per ogni tipo di argomento trattato, del tipo, non è molto frequente che a uno stimolo, un inquinamento corrisponda subito a una patologia, salvo che per le malattie gravi, diffusive, contagiose, infettive, ma in quel caso lì vuol dire si parla di epidemia, abbiamo anche altri strumenti per inseguire, o intossicazioni acute, ma è un'altra cosa. In questo caso si parla di effetti che hanno una capacità di azione sull'organismo umano con latenze di tempo, distalmente. Non è che al primo esposizione lei faceva prima l'esempio dell'amianto, che è un esempio classico, devono passare anche 25-30 anni perché purtroppo si vede la patologia legata all'amianto, o parliamo di un'altra, una consuetudine molto diffusa come il fumo, ci vuole 20 anni prima di vedere sorgere i problemi legati a questa malattia. Noi comunque possiamo fare dei sistemi di sorveglianza continua nel tempo per vedere le modificazioni. Noi abbiamo dei sistemi informativi correnti che sono le cause di ricovero, le cause di morte, il consumo di farmaci, che può essere uno specchietto che mi rivela alcuni tipi di patologie o altre informazioni di questo genere qua, che se
tenute monitorate e viste continuamente nel tempo e nello spazio, cioè sulla geografia, ci permettono di cogliere quando nel tempo o nello spazio si modifica un certo tipo di andamento di un fenomeno. Certo. A questo punto qua viene la domanda: perché sta succedendo questo? Ecco che scatta lo stimolo interessante, importante per approfondire lo studio e andare a parlare della salute, di vedere se ci sono relazioni con alcuni aspetti del territorio. Assolutamente. Ecco, come in genere si va a collocare geograficamente diciamo, la contaminazione sulla salute delle popolazioni? Ci sono delle possibilità anche di prevederla, di intervenire prima, con, appunto, visto che c'è anche la protezione civile che interviene, cioè, che incidenza viene ad avere? Allora, la possibilità di intervenire prima è legata al nostro grado di conoscenza dei meccanismi. Mi spiego. Il dottor Busolin prima parlava che noi possiamo monitorare gli inquinamenti, sia nell'aria che nell'acqua, eccetera. Se noi conosciamo i meccanismi di azione di questi inquinamenti, possiamo anche addirittura partire dall'inquinamento e prevedere qualcosa. Per esempio, per fare un esempio, c'è il famoso particolato, il PM10, sì, credo esatto, che tutti ne abbiano abbondantemente sentito parlare, che è un frutto tipico dell'inquinamento urbano nostro, della modernità, traffico automobilistico, ma non solo, inquinamento altro. Noi abbiamo per esempio delle buone conoscenze di quanto questo inquinante può produrre danno e quindi possiamo anche, conoscendo bene la distribuzione di questo tipo di inquinamento, possiamo anche prevedere quale potrebbe essere il problema di salute che a valle di un certo, tempo X può prodursi. Allora, noi siamo capaci di lavorare dal punto di vista previsionale, dal punto di vista di prevenzione, eccetera, nel momento in cui conosciamo bene i meccanismi, allora individuiamo l'inquinante, certo, e possiamo individuare. In verità molte volte non è sempre così, non è che siamo così capaci di conoscere tutte così bene, ce n'è ancora molto da imparare e da studiare. Molte volte succede, devo dirlo, per il contrario, ossia tu vedi una concentrazione, un andamento particolare di un certo tipo di problema di salute, di malattia, di causa di morte, e da lì comincia a risalire a studiare. Spesso è bella storia dell'umanità, spesso è successo così, non sempre si riesce a fare un lavoro solo previsionale di prevenzione. Direttore, chiedo a lei, perché vedevamo appunto anche i ricoveri, tra l'altro ospedalieri, qui entra in gioco un po' anche la struttura ospedaliera, ricoveri ospedalieri, magari utilizzo farmacologico con maggiore incidenza di certi farmaci, vuol dire che da questo si può risalire a certe patologie e magari diagnosticare dove sta un problema di carattere ambientale. Poi appunto lei è anche medico del lavoro, per cui sia la residenza ma anche e soprattutto dove uno ci sta 8 e più ore, che è il luogo di lavoro, che è un altro luogo importante. Certo. Di conseguenza questo può agire anche sulla struttura, sugli interventi stessi che fa l'azienda sanitaria. Ecco, diciamo che il valore aggiunto di questo progetto è integrare le informazioni. Per esempio, per quanto riguarda, come diceva il dottor Olivieri, l'epidemiologia di un territorio, già questi studi si facevano. Io ho presente per esempio l'esperienza che ha fatto Rovigo per la propria ULSS, sempre utilizzando il GIS, però settorialmente, ossia la mappatura delle patologie, per esempio croniche, broncopatie cronico-ostruttive, piuttosto che l'asma bronchiale, eccetera, veniva fatta con una rappresentazione cartografica e la distribuzione di questa patologia sul territorio. Adesso abbiamo la possibilità di mettere in collegamento, in rapporto questa patologia con una presenza inquinante di tipo industriale piuttosto che di viabilità, come diceva il dottor Olivieri, piuttosto che di inserimento urbano che comporta l'utilizzo di impianti di riscaldamento che inquinano l'aria atmosferica. Ecco, ci sono una serie di informazioni che vengono in tempo reale, raccolte insieme, tra cui, come diceva lei, dottoressa, l'uso per esempio dei farmaci, no? Il consumo, la prescrizione di farmaci che in una certa zona viene raggiunta a certi livelli piuttosto che in altre zone, e poi dopo c'è la possibilità di risalire un po' alle cause, alle motivazioni. Certo che allora questo cosa serve? Soltanto per puro spirito culturale accademico? No, per dopo, anzi per intervenire. Stavo pensando in questo momento per esempio alla situazione dell'Ilva di Taranto, ma probabilmente se avessero avuto questi strumenti
che noi abbiamo a disposizione, eccetera, probabilmente si sarebbe intervenuti prima per appunto a scopo preventivo, primario e secondario, e quindi tutte queste notizie, tutte queste informazioni ci servono per intervenire a proposito, subito dopo o addirittura subito prima evitando l'inserimento di impianti o di fonti di inquinamento che possono essere nocivi per la salute dell'uomo, o subito dopo, nel momento in cui ci accorgiamo che è successo un incidente naturale o artificiale perché provocato dall'uomo, e possiamo intervenire in maniera tempestiva proprio per salvaguardare la salute dell'uomo. Parliamo anche di risparmio di spesa farmaceutica, a questo punto diventa anche importante questo, lo facciamo subito dopo la pubblicità. Allora, dottor Ridalfo Bolgo, a lei, risparmio a questo punto, utilizzo di farmaci, maggiori incidenze, eccetera, è possibile anche con il discorso della prevenzione, del monitoraggio, eccetera, pensare a un risparmio farmaceutico in termini economici, quindi farmaceutico, ma anche di utilizzo di farmaci? Sì, diciamo una gestione più... Lo strumento, il GIS, diciamo, non è proprio lo strumento, non nasce per questo. Non nasce per questo intento, però. In realtà in fase... Coniughiamolo. Il momento in cui la spending review in realtà è la frase che è sulla bocca di tutti, è importante anche usare proprio anche la fantasia stessa nell'utilizzare determinati strumenti. Abbiamo fatto alcune prove, diciamo, per vedere che risultato può dare uno strumento simile, abbinando appunto in cercare di capire come si distribuisce la spesa farmaceutica. Abbiamo portato un paio di esempi in cui nel primo ci siamo posti una domanda, ma nel nostro territorio dell'Alta Padovana stiamo spendendo in maniera uniforme oppure c'è qualche sacca di popolazione o di territorio che mi sta spendendo di più? Questa è la domanda che ci siamo posti. Chiaramente il risultato va anche chiaramente interpretato, va elaborato, perché chiaramente è ovvio che se vado a vedere in un centro di un paese ad alta densità è chiaro che mi stanno spendendo di più, ma perché c'è più popolazione. Oppure in una certa zona si può spendere di più perché c'è una fascia di popolazione anziana superiore rispetto alle altre. Quindi i dati vanno anche parametrizzati, in gergo tecnico diciamo, vanno un po' pesati sulla base di queste due variabili. Il nostro sistema, oltre a disporre la popolazione del territorio, fa anche queste operazioni che vengono chiamate di normalizzazione del dato. Abbiamo posto, diciamo, la domanda allo strumento e ci ha fatto vedere un simpatico risultato, tra virgolette, diciamo. Abbiamo scoperto, se facciamo vedere la prima immagine, diciamo, della spesa farmaceutica, che abbiamo individuato 3 sacche nella nostra zona di popolazione che nel sud stanno spendendo, nella zona meridionale del nostro territorio, stanno spendendo di più. Quindi che zona è? E la zona, diciamo, che è la zona della parte di, diciamo, l'altra immagine, non questa, è la zona in cui è in confine con esatto, questa qua è la zona di confine con l'azienda ospedaliera di Padova. Cosa sta succedendo in questa zona? Chiaramente abbiamo analizzato i dati perché da qua non capiamo perché stanno spendendo di più. E i nostri farmacisti hanno individuato che in realtà in questa zona stanno spendendo di più perché? Perché quella zona lì preferisce in qualche modo andarsi a curare dei nostri colleghi a Padova. Quando vanno a ricoverarsi, quando ritornano a casa, generalmente nella dimissione ospedaliera viene fatta la prescrizione farmaceutica. Generalmente le aziende ospedaliere dovrebbero consegnare direttamente alle persone quando ritornano a casa, quando vengono dimesse, i farmaci direttamente, evitando che il paziente vada in farmacia a ritirare i farmaci spendendo notevolmente di più, perché noi i farmaci come aziende ospedaliere paghiamo notevolmente meno. E quindi in realtà il problema è questo, che i nostri colleghi di Padova non consegnano direttamente i farmaci alle persone. Chiaramente adesso io qua non vado a cercare le cause, a trovare i colpevoli, perché chiaramente però è un'anomalia del sistema che va assolutamente magari analizzata a livello regionale, perché esatto, se situazioni limitrofe agiscono in un modo o nell'altro non vogliamo destare polemiche, ma far nascere qualche... Esatto. Diciamo che la colpa è nostra perché ci facciamo fuggire i nostri pazienti, la colpa è di Padova che non tratta i pazienti in maniera, diciamo... Quindi esatto, quindi agire su due versanti, perché i limitrofi vanno in una struttura per comodità, magari questioni anche di distanza, eccetera, però d'altra parte è un servizio che viene fornito in modo diverso, che è altrettanto significativo. Esatto. L'altra, diciamo, verifica che abbiamo fatto, e questa forse è più inerente perché in realtà questa prima ipotesi che abbiamo visto, spendiamo di più noi, il cittadino in realtà non è che spenda di più, spende di più indirettamente perché chiaramente va a gravare sul bilancio già dissestato delle aziende sanitarie.
E la seconda analisi che abbiamo fatto, diciamo, ci siamo posti il problema. Sappiamo tutti ormai anche che c'è la possibilità, quando noi ritiriamo un farmaco dalla farmacia, possiamo chiedere il farmaco generico, viene chiamato. È il principio attivo che non è soggetto, diciamo, ai vincoli di brevetto e quindi costa notevolmente meno. Forse non sappiamo che in realtà da tempo sono uscite delle direttive ministeriali per le quali questa differenza tra il farmaco, chiamiamolo griffato, e il farmaco generico va direttamente a incidere sulle tasche della persona che va a acquisirsi il farmaco in farmacia. Quindi per noi come azienda sanitaria che il paziente ritiri il farmaco griffato o il farmaco generico non cambia nulla, ma cambia per il cittadino che in quel momento sta spendendo di più. Come vediamo da questa immagine, diciamo, abbiamo fatto una verifica su un farmaco che generalmente viene utilizzato da tutti perché è un anticoagulante usato nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Nella prima immagine vediamo quante persone sono andate in farmacia a ritirare il farmaco, chiamiamolo soggetto a brevetto, quindi il farmaco griffato. Nel secondo caso invece le persone che sono andate a ritirarsi il farmaco generico, diciamo, il principio attivo generico. Questo cosa significa? Significa che le persone in realtà mi stanno prendendo di più il farmaco griffato. Ora questo cosa è dovuto? Può essere un problema di chi prescrive che non informa correttamente il paziente, può essere anche un problema culturale del paziente che non si fida magari del farmaco generico. Cosa si può fare? Anche che non è correttamente informato, perché le persone, bisogna raggiungere con l'informazione tutta la fascia di persone che prenderà questo farmaco, che non ha i 20 anni, che non va magari su internet eccetera, ma che ha una certa età e che quindi magari bisogna raggiungere quei mezzi opportuni. Diciamo che in questa fase cosa ci può anche tornare utile a noi, perché abbiamo detto che questo problema qua va direttamente nelle tasche del cittadino. Per noi che dovremmo anche fare diciamo cultura nella popolazione, un conto è fare una cultura ad una massa di popolazione completa, cioè tutta la nostra azienda alta padovana. In conto invece saper conoscere se ci sono alcune zone specifiche in cui questo problema si sta evidenziando, possiamo agire direttamente in quelle zone e quindi anche concentrarsi e quindi anche risparmiare sulla spesa proprio della formazione della popolazione o dei nodici prescrittivi. Le figure credibili di dare certe informazioni in una popolazione che ha un'incidenza di un certo tipo, insomma, questo può essere importante. Esattamente. Abbiamo altre cose da aggiungere su questo aspetto, che se no passo subito al suo collega. Esatto, servizi. Allora a questo punto abbiamo visto i farmaci, abbiamo visto anche i servizi come possono essere modulati in virtù di questo tipo di programmazione. Sì, servizi e interventi. Poi, sì, questo è il secondo grosso filone rispetto a quello che dicevamo prima della salute che noi studiamo, che sono i servizi, l'erogazione dei servizi. Noi possiamo con questi strumenti valutare di più, perché già si faceva prima, le nostre capacità e possibilità di gestione e offerta di servizi alla popolazione, per esempio di alcuni servizi rispetto ad alcuni gruppi di popolazione. Le faccio due esempi, cerco di essere rapido. In un caso, per esempio, noi sappiamo che il tempo di percorrenza di arrivo in un ospedale per certe patologie è importantissimo. Per fare un esempio, l'infarto miocardico, ormai lo dicono tutte le linee guida delle società scientifiche, tu devi arrivare in un ospedale attrezzato sufficientemente entro 60 minuti perché tu possa avere le cure migliori come prospettiva per la tua salute e la sua sopravvivenza. Noi possiamo con lo strumento geografico fare uno studio per vedere quant'è la percorrenza media da qualsiasi centro urbano, qualsiasi cittadino che potrebbe fare, rispetto a un centro attrezzato per risolvere questo problema qua. E quindi possiamo accorgerci se il sistema delle distanze può influenzare la salute. E anche dare degli strumenti a chi prende decisioni, voglio dire, interessanti da usare. Questo è un esempio. Un altro esempio è come possono essere ubicate le strutture, i distretti, gli ambulatori distretti, rispetto a gruppi particolari di popolazione che hanno dei bisogni particolari. O ancora, per chiudere, noi potremo identificare, partire dai gruppi di popolazione. Per esempio, ci sono alcuni gruppi di popolazione che io chiamo in termini un po' generale, giusto per fare un esempio, popolazioni vulnerabili, per esempio pazienti molto anziani, con patologie croniche debilitanti, con una grossa impossibilità a muoversi al domicilio. Questi che conosciamo per molti motivi, ma se riusciamo anche a vederli sul territorio, sulla geografia, ci possono venire una serie di ragionamenti sui bisogni di queste persone, non so, la raggiungibilità rispetto agli ambulatori dei distretti, i servizi infermieristici domiciliari, addirittura potendo
e inquadrarli da un punto di vista proprio fino al civico, diventa anche un legame, se ne parlava poc'anzi, molto interessante con altre strutture, penso a protezione civile. Sì. In caso di emergenza, di necessità di evacuazione, sapere che c'è una serie di cittadini che io chiamo con termini generali vulnerabili, cioè che in caso per esempio di evacuazione sono estremamente critici. Avere questa informazione, per esempio una struttura come protezione civile, credo che ne guadagnerebbe. Quindi anche questo aspetto che noi chiamiamo geografia della sanità, rispetto a quello di cui le parlavo prima, che è quello che chiamiamo geografia della salute, diventa rilevante, e questo strumento ci permette di fare dei passi ulteriori per la capacità di ragionare su questi argomenti. Perfetto, siamo giunti al termine. Una battuta di chiusura. Prossimo step, dottore, direttore? Prossimo step, la costituzione del gruppo di lavoro. Purtroppo con la Spending Review che è incombente non possiamo utilizzare risorse nuove, dobbiamo sempre fare riferimento alle risorse nostre, alla professionalità e alla tecnologia, perché senza queste non si può andare avanti neanche nella sanità. Perfetto. Allora noi terremo aggiornati i nostri telespettatori sugli sviluppi di questo progetto, poi per capire se si estende anche ad altre realtà regionali, in primis, ma naturalmente territoriali nazionali, perché è molto interessante, e poi farebbe fare veramente un passo avanti a un sistema strutturato e organico di intervento sociosanitario ambientale, che è una cosa molto importante che venga integrata. Ringraziamo i nostri ospiti di essere stati qui con noi, ringraziamo voi di averci seguito, e naturalmente appuntamento con l'USL 15 è come sempre a martedì alle 12:40 in diretta sul canale 12, poi le repliche sugli altri canali nelle altre fasce orarie. Grazie e buon proseguimento, a domani.